Allora eccoci con la dottoressa Lara Ponti, vicepresidente per la transizione ambientale e obiettivi ESG Confindustria Nazionale. Dottoressa Ponti, lei è vicepresidente di questo titolo così corposo e lungo, ma mi ha impressionato moltissimo la sua storia professionale nell'azienda di famiglia Aceti Ponti, 9 generazioni? Sì, 9 generazioni. la prima traccia che abbiamo trovato negli archivi di una fabbrica dell'aceto risale al 1787. Quindi veramente la vostra azienda è il simbolo della tradizione, delle generazioni, dei giovani, di tutte queste generazioni insieme. E allora di questi valori della tradizione che cosa si innesta nei suoi obiettivi in questo incarico e nella sostenibilità e negli ecovalori che le sono così cari? Beh, sicuramente c'è una dimensione valoriale, nel senso che di fatto la sostenibilità vuol dire garantire la continuità, vuol dire garantire la continuità all'azienda, alle generazioni future, all'ecosistema in cui viviamo. E quindi, come dire, quel mindset, quel modo di lavorare perché le cose possano continuare, vuol dire appunto fare sempre attenzione a ciò che stiamo facendo adesso, ma con uno sguardo al futuro. E quindi questa è anche la connessione, e quindi è la connessione valoriale, diciamo, rispetto al tema della sostenibilità, e anche una connessione rispetto all'innovazione, cioè la vera tradizione è qualcosa che è talmente solido nella propria identità che è capace di mutare, poi di cambiare tutti gli altri aspetti per mantenere le cose cruciali ma adattarsi ai contesti in cambiamento. Oltre a questo io so anche che se le dico 2023 Italian Summit Award, lei ha vinto un importantissimo premio tra i migliori CEO e per la sua volontà di portare avanti il discorso della parità di genere e dell'empowerment femminile. Sappiamo quanto questo, adesso è stato detto anche stasera nell'assemblea, sia fondamentale e qual è il suo pensiero? Beh, il mio pensiero è uno che è giusto e quindi come tale vanno costruite le condizioni. Ciò che la parità di genere rappresenta non è tanto che siamo tutti uguali, ma che tutti dobbiamo avere le stesse opportunità. Oggi uomini e donne nella nostra società non hanno ancora tutte le stesse opportunità, quindi bisogna costruire le condizioni. E quando dico che non hanno le stesse opportunità, lo dico a ragion veduta, perché appunto io comunque sono una persona privilegiata, che è cresciuta in un certo modo, ma sicuramente anche nell'industria di famiglia ciò che veniva, le aspettative che c'erano su mio cugino banalmente, su me, sono differenti. Lo dico perché quando io sono arrivata in azienda non c'era mai stata una donna dirigente, c'era una donna quadro, nonostante nella nostra azienda le donne fossero circa il 40%, quindi era evidente che c'era una disparità, stante che l'intelligenza è distribuita in maniera uguale. E oggi, dopo appunto dopo 15 anni che io sono in azienda e che quindi ho intenzionalmente costruito le condizioni, abbiamo il 40% di donne dirigenti, non abbiamo più divario di retribuzione, nel senso uomini e donne per gli stessi compiti sono pagati nello stesso modo, abbiamo ottenuto la parità di genere. Quindi questa è io penso, la dimostrazione che le cose possono cambiare, ma bisogna costruire le condizioni. E quindi questo è l'impegno, diciamo, politico che io mi prendo anche in Confindustria. È un bellissimo messaggio, quello della dottoressa Lara Ponti, è una certificazione di cui si parla molto, quella della parità di genere. Creiamo le condizioni vere e concrete perché questo accada. La ringrazio molto. Grazie a lei e grazie a tutti.